La Regione Veneto, la Provincia di Treviso, quella di Belluno, Veneto Strade e Comune di Vidor hanno firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione delle opere di collegamento tra destra e sinistra Piave, in virtù della realizzazione della Pedemontana Veneta. Si tratta di un'opera strategica per il territorio, che ancora una volta vede lavorare assieme diverse istituzioni. Con la firma di un importante protocollo d'intesa abbiamo voluto siglare un progetto per un nuovo ponte, una firma tra la Regione del Veneto, Veneto Strade, Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, assieme al Comune di Vidor che rappresenta tutti i comuni del quartiere del Piave. Una nuova prospettiva di un collegamento sicuro fra destra e sinistra Piave, con l'obiettivo di eliminare il traffico pesante e la viabilità di attraversamento ordinaria nei centri abitati di Vidor ma di tutto il quartiere del Piave, collegando con una nuova strada direttamente alle grandi arterie di smaltimento autostradali. Forte spinta ai mercati esteri, green economy, investimenti strutturali per rinnovare e rafforzare le imprese e per l'innovazione di prodotti, alleanze tra società per fare sistema e per essere più forti sui mercati. Il vento del cambiamento soffia nell'universo economico trevigiano, come evidenziato da una recente ricerca commissionata dagli attori del piano strategico alla SVG di Trieste. Abbiamo fatto un'indagine conoscitiva con la SVG nel quale abbiamo capito la situazione economica. Questo grazie alla Cassa di risparmio del Veneto che ci ha sostenuto questa indagine, nel quale abbiamo potuto appurare una cosa importantissima. Per oltre il 50% degli imprenditori intervistati la crisi è superata. Ci sono dei spiragli di luce che si intravedono, di ottimismo e soprattutto il portafoglio ordini, il portafoglio della produttività è aumentato.